Io inviterei subito Diana Fausina a parlarci di questa iniziativa. Abbiamo una sedia. Buongiorno e grazie per l'invito a parlare qui. Io sono parte di quel comitato che ha organizzato il registro per la raccolta dei testamenti biologici qui a Trieste. L'iniziativa che abbiamo messo in atto è seguita a simili iniziative che sono state portate avanti dalle chiese valdesi di Milano e di Napoli. A seguito della nostra iniziativa altre chiese hanno seguito. Come è stato chiaramente spiegato all'inizio, c'è una differenza tra eutanasia e rifiuto dell'accanimento terapeutico. L'eutanasia in Italia non è legale, il rifiuto dell'accanimento terapeutico sì. C'è un articolo della Costituzione, il 32, che sancisce sia il diritto per tutti di ricevere le cure mediche necessarie, sia il diritto di rifiutarle. Questo diritto costituzionale viene purtroppo spesso contestato, ingiustamente, tant'è che poi quando si finisce dopo lunghi anni con una sentenza, spesso la sentenza permette alle persone di decidere quello che desiderano. Sì, il clima che si respira qui in Italia non è sicuramente un clima positivo. È molto difficile trovare momenti come questo incontro in cui si può riflettere con chiarezza, avere informazioni su questi argomenti. Ciononostante noi abbiamo deciso che fosse utile aprire un registro a Trieste. L'abbiamo fatto con una conferenza in cui abbiamo permesso alle persone di chiarirsi le idee su questi argomenti e poi appunto abbiamo aperto lo sportello al pubblico. Chiunque può rivolgersi a noi, persone che sono di Trieste o di fuori Trieste, cittadini italiani o non. Quello che viene richiesto alle persone è soltanto di trovare una persona che sia disponibile a fare da fiduciario, cioè una persona che abbia il diritto, come l'interessato, a ritirare le volontà dell'interessato quando questo dovesse trovarsi in una condizione in cui non può più farlo, quindi quando dovessero essere utili in uno stato vegetativo, per esempio, in una malattia terminale, e a farle valere, o almeno noi ci auspichiamo che poi queste volontà vengano rispettate. Questi testamenti biologici vengono firmati di fronte ad un avvocato e a due testimoni, che sono persone che lavorano in modo volontario e che danno una certa ufficialità alla cosa, garantendo l'autenticità della firma. Noi apriamo 2 volte al mese. Abbiamo cominciato questa iniziativa a giugno. Fin dall'inizio abbiamo avuto una grossa affluenza di pubblico, un'affluenza che non è andata calando. Quando abbiamo cominciato tutto non sapevamo che cosa ci potevamo aspettare. La risposta da parte della società civile invece è stata molto positiva. La maggior parte delle persone che vengono sono persone anziane, perché generalmente, probabilmente data l'età, si trovano più spesso a riflettere sul momento della morte o su come vada vissuta la morte. Però ci sono anche casi di persone giovani che vengono da noi. A differenza di quello che ci aspettavamo, ci sono pochi delle nostre chiese che sono venuti a portare il loro testamento biologico. La maggior parte sono persone che hanno saputo della nostra iniziativa tramite mezzo stampa. Molti, quando parlano con noi, ci dicono di essere atei o agnostici. Molti sono cattolici
e quando si confidano con noi non parlano della possibilità di rifiutare l'accanimento terapeutico nei termini in cui se ne parla in televisione, per esempio. Non lo considero un omicidio, un suicidio, non usano termini di questo genere, anzi. Una cosa particolare che abbiamo notato è che molte delle persone che vengono da noi avevano già un testamento biologico privato, una scrittura privata fatta a casa loro senza nessun testimone, che si tenevano a casa. Alcuni l'avevano fatta molti anni fa, e questo ci fa pensare che parlare di queste cose non sia poi così una novità in Italia. Almeno nella città di Trieste le persone sono pronte a parlare di queste cose, ci pensano, prendono delle decisioni e vogliono poter decidere su quello che è un momento importante della vita. In fin dei conti la morte fa tuttora parte della vita, e come possono decidere in vita come vivere, desiderano poterlo fare nel momento della morte. Ringrazio per l'occasione a nome di tutto il comitato, anche Grazie perché Tra l'altro io vorrei segnalare che nel 2009, credo, è stata fatta una raccolta firme per una proposta di delibera, popolare, una proposta popolare di delibera comunale, scusate, al Comune di Trieste. È una raccolta firme che ha avuto un certo successo, è durata a lungo, dopodiché la proposta è stata presentata al Comune di Trieste, ci sono voluti molti mesi per calendarizzarla, ed è stata poi cassata nel giro di 2 ore, credo, più o meno. Esatto, va bene. E oltretutto volevo chiedere a Diana Freusin cosa ne pensa della circolare ministeriale che è stata diffusa qualche settimana fa, in cui si diceva che questi registri dei testamenti biologici non hanno alcun valore perché non esistono le leggi dello Stato. La circolare è uscita proprio il giorno prima o 2 giorni prima di una nostra apertura dello sportello, e ricordo che ci siamo trovati, io e il mio collega Simone, con l'avvocato che quel giorno si era reso disponibile. E innanzitutto ha messo un po' in dubbio la validità di una circolare ministeriale. Poi ci ha fatto riflettere sul fatto che i testamenti biologici non hanno quella forza legale per cui se io scrivo una cosa la legge garantisce che quella sarà. Non abbiamo una legge ad hoc sull'argomento testamento biologico, per cui un testamento biologico vale come elemento probatorio, cioè testimonia quella che è la mia volontà, e poi il medico o il giudice deciderà se la mia volontà verrà rispettata. Quindi come tali i testamenti biologici hanno valore, l'hanno già avuto, sono stati riconosciuti, abbiamo vari casi in cui le persone hanno visto le loro volontà rispettate, anche non in forma scritta, come per esempio il caso di Eloane Englaro. Lei non aveva scritto nulla, però ci sono stati degli amici, dei conoscenti che hanno testimoniato le sue volontà ed è stato accolto. D'accordo, grazie.